Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cucinando per caso e per passione. Ci dedichiamo ad un piatto della nostra tradizione italiana. Il piatto è lasagne alla napoletana. Gli ingredienti per 4 persone sono una salsiccia da 180 g tagliata a coltello, 600 g di passata di pomodoro, 40 g di cipolla bionda, 6 cucchiai di vino bianco secco, sale, olio evo e basilico. Per imbottire 250 g di ricotta vaccina, 70 g di provola affumicata, grana grattugiato quanto basta, pecorino grattugiato quanto basta, polpettine fritte. Per le polpettine 100 g di macinato di manzo, 80 g di macinato di maiale, un uovo, un cucchiaio di pecorino grattugiato, un cucchiaio di grana grattugiato, 70 g di mollica di pane, sale, pepe, olio evo per friggerle. Per le sfoglie della nostra lasagna 150 g di farina di semola rimacinata, 50 g di farina 00, un cucchiaio abbondante di vino bianco, olio extravergine ne metteremo 2 cucchiai, acqua quanto basta, altra farina di semola rimacinata per lavorarla, il mattarello e la nostra nonna papera, se no altrimenti lavoriamo a mano per fare la nostra sfoglia. Ho messo la cipolla tagliata fine nella pentola, ho messo l'olio e adesso ci mettiamo un goccino di acqua in modo che la nostra cipolla si appassisca. Ora che la nostra cipolla è appassita mettiamo la nostra salsiccia, facciamo rosolare un poco. E ci aggiungiamo tre cucchiai di vino bianco secco, facciamo sfumare. Voi potete mettere anche quelle salsicce un po' più fine, a Napoli si chiamano cervellatine, diciamo che sono la metà di queste, e ne mettete 2, vanno bene ugualmente sia questa che le cervellatine, cioè queste salsicce più fine. Ora che il nostro vino è sfumato e la nostra salsiccia si è rosolata, ci aggiungiamo la passata di pomodoro, mettiamo in questo contenitore o nella bottiglia un bicchiere di acqua, circa 200 ml di acqua, puliamoci il nostro contenitore. Adesso mettiamo il sale, il pepe, il nostro basilico e incominciamo a girare. Facciamo andare un'altra volta a bollore e poi uniamo la nostra acqua. Adesso che bolle pizzichiamo la nostra salsiccia in modo che esca un po' del suo grasso, un po' del suo gusto. A me questa salsiccia, io non ve l'ho detto, è col finocchietto, che a Napoli è, insomma, si usa molto e dà anche un bel gusto alla salsa. Poi ecco qui, adesso uniamo la nostra acqua in cui abbiamo pulito il bicchiere o la bottiglia di pomodoro. Adesso abbassiamo un poco e facciamo consumare. Mettiamo il nostro coperchio. Adesso ci dedichiamo alle nostre polpettine. Io già ho messo l'uovo e la carne, il pane l'ho messo a bagno non nel latte ma nell'acqua.
perché questa polpettina deve essere napoletana, e ci mettiamo solo l'acqua, strizzatela bene, poi ci mettiamo un cucchiaio di pecorino e un cucchiaio di parmigiano, un po' di sale, non esagerate, poi dovremo assaggiare un poco, e un po' di pepe, e facciamoci il nostro impasto. Queste dovranno venire delle polpettine molto piccole che poi dovremo friggere ovviamente. E metteremo poi ad asciugare su carta assorbente e poi le metteremo nella nostra lasagna. Fatto questo, poi ci dedicheremo alla nostra lasagna, le nostre sfoglie per fare la lasagna, che io farò solo con farina di semola rimacinata, farina 00 e acqua e un po' di olio, senza uova, come vuole la tradizione. Ora ci incominciamo a fare le nostre polpettine. Devono essere piccole, ma proprio piccole, vedete? Più piccole sono e meglio è. Ora che le nostre polpettine sono fatte, io ho messo una padella con olio extravergine di oliva e non è moltissimo, tanto comunque devono friggere, ma non in olio pieno. Ce le mettiamo dentro. E le facciamo friggere in modo uniforme. Le nostre polpettine sono fatte, adesso io le prendo e le metterò nella nostra carta assorbente. Prendiamo le nostre farine, le misceliamo insieme, aggiungiamo al centro il nostro vino, i nostri 2 cucchiai di olio, e ci incominciamo a incorporare piano piano la nostra farina. Ora incominciamo con l'acqua, mettiamone un po' alla volta perché non dobbiamo aggiungere altra farina a questa che abbiamo sul piano di lavoro, dobbiamo usare solo quella poi per la lavorazione, quindi piano piano ci aggiungiamo la nostra acqua. Deve venire un impasto non molto morbido, deve venire bello compatto, quindi teniamoci sempre un po' di farina di questa qua di lato, in modo che se mettiamo troppo acqua possiamo recuperare. Questa è una lasagna molto buona che a Napoli si fa da sempre, praticamente da quando è stato introdotto il pomodoro, insomma, ed è buonissima, e chiaramente è stata poi arricchita nel tempo, è ovvio. Poi alla provola, per esempio, che a me piace molto, si può sostituire con del fior di latte. Vi ho detto, le salsicce potete mettere quelle fine, potete non mettercele, però potete sbriciolarla nel ragù invece di metterla a pezzetti poi dentro. Insomma, potete fare diverse variazioni, però le basi insomma sono quelle.
Poi una volta faremo anche la pasta imbottita che fanno a Napoli, col salame, le uova sode, che si fa a Pasqua in particolare, che è buonissima, anche se è pesantissima, ma è buonissima. Adesso ci dedichiamo a questa, che è senz'altro una delle cose più buone, che poi si ritrova un po' in tutta Italia la lasagna. In Emilia si fa con il ragù emiliano, insomma, con la carne trita, gli odori, eccetera. Adesso ce la lavoriamo tutta e poi incominciamo a stenderla. Diciamo che deve essere bello sodo. Ecco qui, io ho incorporato tutta la mia farina. Adesso la lavoriamo un poco per renderla omogenea e ce la facciamo riposare un po' sotto questa nostra tazza. Stati i nostri 10 minuti e adesso ci incominciamo. Beh, per me va bene come impasto, è bello sodo. Adesso cominciamo a prenderne un pezzo e ce lo stendiamo un poco, facciamo diventare uniforme, in modo che quando lo mettiamo poi nella macchina non sia troppo disuguale, diciamo. Ce lo allarghiamo e ce lo mettiamo nella nostra macchinetta, che adesso è a 2, e ci incominciamo ad ammorbidire la nostra sfoglia. 5, e diciamo che questo sarebbe lo step finale, perché non deve venire troppo fina, e ce la tagliamo. La nostra semola sia sopra che sotto. Le mie sfogliette sono pronte, sono venute 12 sfoglie, quindi regolatevi. Poi insomma, ve l'ho detto, questo è per 2-3 persone, massimo 4, proprio se si mangiano tante altre cose insieme. Adesso dobbiamo mettere a bollire un po' di acqua, in cui metteremo un poco di olio, e poi saleremo al momento della bollitura e le bolliremo. Poi quando le alziamo le metteremo in acqua fredda. Prima di mettere la nostra lasagna nell'acqua e tutto il resto, adesso ci dobbiamo preparare tutti gli elementi sul tavolo, perché poi al momento dovremo fare tutto. Allora prendiamo la nostra ricotta, prendiamo il nostro ragù. Io sto stemperando la mia ricotta con 2 di questi mestoli, vedete, di salsa. Ce ne aggiungo un altro poco. Questo è il nostro ragù che abbiamo fatto. Questa sarà la nostra base per rendere morbida la nostra lasagna. Dobbiamo prepararci tutti gli elementi prima di mettere a cottura la nostra lasagna nell'acqua, le nostre sfoglie. Quindi facciamoci bene questo. E poi ci prepariamo le polpettine. Io, vedete, già ho tagliato la salsiccia, ho tagliato la provola, mi sono preparata le polpettine. Adesso prendo il formaggio, mi preparo tutto, insomma deve essere tutto sul tavolo, in modo che al momento possiamo assemblarla. Adesso che l'acqua bolliva, io ho messo una manciata di sale e 2 cucchiai di olio, e adesso incomincio a mettere la mia lasagna. Non ne mettiamo molte, mettiamole 2 o 3 alla volta. Appena salgono a galla le prendiamo e
io mi sono preparata una bacinella con dell'acqua fredda, ce la metto dentro. Vedete, io l'ho messe su questo panno, visto che noi non abbiamo molto spazio, io le faccio un po' alla volta e quindi incomincio a farmi i miei strati. Adesso ci organizziamo tutto sul tavolo e incominciamo a fare la nostra lasagna. Facciamo uno strato di salsa. Vedete, non è molto densa. Cominciamo a mettere la nostra lasagna. Se vedete che sono grandi, voi fate anche i laterali, in modo che gli date una compattezza praticamente. Ecco qui. Mettiamo un po' più dentro, benissimo. Adesso ricotta, stendiamola bene, in modo uniforme, un po' dappertutto. Adesso ci mettiamo le polpettine, diciamo che ce ne mettiamo una metà. Mettiamole in modo che vadano dappertutto, che tutte le fette abbiano le loro polpettine. Ecco qui. E adesso ci mettiamo la provola. Il nostro parmigiano e romano che io ho mischiato, salsa, e ricominciamo. Il prossimo strato sarà con la nostra salsiccia. Passiamo allo strato con la salsiccia, mettiamo il nostro pomodoro, la provola, ecco qui, un altro po' di salsa. Continuiamo. Altro strato. Questo ultimo strato noi abbiamo la carne, quindi adesso incominciamo a mettere la nostra ricotta, quel poco che ce n'è rimasto, che questo è lo strato con la salsiccia, però è anche il nostro ultimo strato, quello finale, quello che chiude la nostra lasagna. Ecco qui. Scusate, ma io faccio con le mani perché le mie mani sono pulite, quindi vi posso permettere di farlo. Massimo rispetto per i commensali, Ecco qui. Allarghiamocela. Adesso mettiamo i nostri pezzettini di salsiccia, la nostra provola. Come vedete io non ho rimasto molto come ultimo strato perché comunque alla fine è solo di copertura. Adesso mettiamo la salsa,
ce la stendiamo, questa deve venire una bella crosticina perché adesso ci metteremo il nostro formaggio sopra, quindi verrà una bella crosticina. Mettiamo un altro poco di salsa, perché poi con la nostra pentola della salsa metteremo una tazzina scarsa di acqua, la puliremo e metteremo intorno ai nostri bordi della lasagna, in modo che non si secchi. Ecco qui, adesso ci mettiamo il nostro formaggio, ecco, abbondante sopra perché deve fare una bella crosticina, ecco. E adesso facciamo l'ultimo step, che è quello di mettere un poco di salsa allungata con un po' d'acqua e la possiamo infornare. Ecco, io prendo, vedete, un messolino di acqua e ce lo metto in questa salsa, me la raccolgo tutta in questo modo e la vado a mettere lateralmente. Prendiamo la nostra forchetta, facciamo questo lavoro di pazienza e ce la facciamo andare sotto. Ai bordi poi rimetteremo un altro poco di formaggio in modo da ripristinare. Ecco qua, chiudiamo la nostra teglia e inforniamo. Ecco qui la nostra lasagna, è cotta, adesso la faccio raffreddare un poco, a Napoli si dice che si fa sedere un poco, e poi la tagliamo.